27esima edizione della Zucca Santa dei Bellunesi di Caorera, edizione 2022, eventi al territorio è qui per voi. Siamo in compagnia di due carissimi amici, Silvia Zanella ed Elvis Ferraresso, rispettivamente due volontari. Partiamo con Silvia. Silvia, si riparte alla grande con tanta voglia di zucca e di far festa. Sì, noi questa festa la amiamo particolarmente, è la perla delle nostre feste e c'è l'impegno da parte nostra tutto l'anno di partire e arrivare alla grande alla festa della zucca. Quest'anno è la 27esima edizione e come al solito noi cerchiamo sempre di puntare in alto con il discorso di cucina. Abbiamo dei volontari che curano in maniera molto minuziosa e con tanta pazienza e tempo le nostre zucche sante bellunesi che coltiviamo noi. I piatti in cucina sono molto vari, per cui ci sono anche tanti eventi e vale la pena di farci visita. E ad Elvis invece chiediamo cosa vuol dire la zucca santa per il paese di Caorera, ma soprattutto quali sono i piatti tipici e come viene lavorato questo prodotto. Sì, la zucca santa bellunese è proprio il simbolo del paese di Caorera, che con pochi abitanti riesce a organizzare una sagra del genere. E oltre a questo sono tutti i prodotti del territorio, la zucca appunto che viene coltivata qua sia dagli agricoltori locali ma anche dai volontari stessi che ci danno una mano a raccogliere anche il prodotto. Viene fatta in molteplici maniere. Ci sono i piatti tipici, quindi dagli gnocchi alle zucca, alle crespelle che potete trovare anche qui alla sagra, ai dolci come la crostata, la marmellata di zucca e quindi tantissime varietà. Oltre al fatto che lo stesso prodotto può essere mantenuto senza tante cose anche fino a oltre Natale, quindi è un prodotto che si conserva per tutto l'inverno, infatti viene appunto chiamata anche zucca d'inverno. Elvis, tu sei oltre che volontario ma anche espositore, quindi un mercatino che quest'anno è andato alla grande, quasi più di 50 espositori ho visto a occhio e croce. Sì, sicuramente anche quest'anno abbiamo raggiunto una bella quota di espositori, complice anche il tempo di questi giorni che è bellissimo e volevamo appunto ringraziarli tutti, espositori ma soprattutto anche i volontari che, come dicevo prima, ci stanno dando una grossa mano ad organizzare un evento del genere. Un grazie enorme di cuore a tutte queste persone che dedicano il loro tempo, la loro professionalità a noi, persone che abbiamo la fortuna che sono entrate delle persone nuove a lavorare con noi e lavorano nel settore della ristorazione, per cui questo ci ha permesso di dare più qualità al nostro servizio, sia a livello di qualità di cibo che proprio di servizio. Un grazie a tutti i volontari che lavorano molto ma molto prima sia per il mantenimento della nostra struttura che è grande, del parco, della cura delle zucche che comunque sono molto impegnative da curare e da trattare. Un grazie a tutte le persone che arrivano al momento della festa per darci una mano, per darci il loro tempo e il loro contributo. Posso dire che noi della Proloco siamo veramente entusiasti di questo, siamo molto grati e siamo grati a tutte le persone che vengono a trovarci, che ci seguono e siamo grati anche per il tempo che ci ha regalato, insomma, delle buone giornate. Quindi bene, siamo molto entusiasti, Luigi.
Attività come queste noi le abbiamo sempre promosse da sempre, anche da quando il comune era il comune di Vas. La Sagra della Zucca in particolare è un'attività che richiama migliaia e migliaia di persone, nonostante sia fatta in una frazione piccolina che si chiama Caorera, di pochissime decine di abitanti, per cui ancora di più adesso, dopo il lockdown, dopo la pandemia che abbiamo avuto, il plauso è ancora maggiore per queste persone che si danno da fare, che rubano del tempo alle proprie famiglie, ai propri interessi, per restituirlo alla comunità. Quindi noi saremo sempre vicini alle associazioni di tutto il comune, perché danno un valore aggiunto a quella che è l'attività dell'amministrazione comunale. Ma qui abbiamo da artigiani locali, artigianato locale, abbiamo aziende agricole con i prodotti sempre del territorio, dai formaggi, ho visto, se poi fanno l'inquadratura praticamente ci sono anche tutte le varie aziende che producono proprio prodotti locali. Allora, un ringraziamento anche alle persone che ci seguono nei social. Ricordiamo che abbiamo la pagina Instagram nuova, Proloco Caorera, e abbiamo la pagina Facebook Proloco Caorera. Seguiteci, metteteci un like. Eventi del territorio termina qui questa puntata. Io, Silvia e Elvis adesso andiamo a pranzare con questi ottimi piatti. Aspettiamo per l'edizione Sagra della Zucca 2023. Yeah.